sono piantato e mi sono appoggiato di schiena su quella roccia. Poi Scusi, lei cosa sta facendo lì? Ah, questa è blu. Canaglia. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video e finalmente andiamo in esplorazione. Come promesso settimana scorsa ce l'abbiamo fatta. 5 gennaio siamo ad Artegna, abbiamo un po' di vista e andiamo sul Monte Fayette a farci un giro che ci è stato suggerito dai locals tramite Dennis. Quindi adesso dovremmo andare tipo, penso, lassù e fare un po' di trail su e giù da un po' tutte e due le parti. Andiamo a vedere. Iniziamo subito con rampe simpatiche questa giornata. Arrivati a partenza del primo sentiero, si vede qua, ci prepariamo e si va. Vediamo questo primo sentiero. lasciamo dello spazio. Dove va il sentiero? Di qua. Non capivo. Occhio. Ok. Pezzi interessanti intervallati da nulla. Canaloni. Bello, bello. Figo, figo. Oh, oh. Oh. Ah. Come farsi male da coglione. Momento. Mi sono piantato e mi sono appoggiato di schiena su quella roccia lì. Ma da fermo, Vediamo se la schiena resta intera. C'è il bacino più che altro, preso la botta. Qua c'è un gradone, ha detto. Whee! Bello. E più si scende più sta diventando figo questo sentiero. Qua rocce. Vaffanculo. Ho rischiato la vita. Croccante sto pezzo. Questo bagnato potrebbe essere stronzetto, E anche senza potrebbe, E anche senza potrebbe. Aia! Croccante.
Wow! Attenzione! Trovo una zona bella brinosa vicino al fiume. Per un sentiero più si scendeva più diventava interessante. C'è da capire che col bagnato... direi che col bagnato diventerebbe bello incazzato. Adesso dobbiamo risalire fino al Belvedere. A few moments later. Possiamo bestemmiare, la rotta dietro è tipo a terra. Ha risentito delle botte, come vedete c'è tutto il lattice che esce da tutti e due i lati. Potrei dire un porco. 5 minutes later. Qua non ne saltiamo fuori, mi sa. Ma com'è possibile? Vediamo se così ce la facciamo. One hour later. Quando le bestemmie non bastano. Guardate quanto lattice è uscito. Cioè proprio ovunque. One eternity later. 2,80, va bene così. Lasciala lì e speriamo che faccia il suo. Adesso mentre spero che la gomma tenga, dobbiamo fare questa risalita comoda. Sono interessevole, sì, cioè sono cazzi, però si... Boh, ma la via cioè, se devi venire per fare la via di fuga anche no. Cioè è figo tagliare qua alto, qua salti giù qua, track, track. Nel sali e scendi. Per tornare alla forestale c'era proprio un mini passaggino. Attenzione, Dennis, frulla le gambe. Il mio cambio si frulla da solo. Wow! Oddio, questa sta pietra. E questa sarebbe fattibile anche oggi. E niente, sul trail di risalita proviamo passaggi. Forse non è venuto male. Un po' sì. Però non volevo... Mi ho trovato un trail che anche in discesa dovrebbe essere simpatico. Adesso andiamo fin su al Belvedere. Gomma non vuole collaborare. Adesso provo a spingere in su. L'abbiamo rigonfiata, ho usato un metro CO2 e dopo sono finite. Quindi provo a spingerla su, vedere che nel frattempo se arriviamo su tiene. E se no scenderò con calma. Cosa devo fare? A me succede, dovrò capire se tornando a casa col compressore riesco a tallonarla bene o se è da buttare via la gomma, non so. Che cazzo fare? Non mi è mai successo. Ci avviciniamo dopo una lunga spinta al Belvedere. E voilà. Arrivato in cima al Fayette, vista sulla pianura friulana. Adesso Fayette, non ce la farò mai. Sono come una vecchia che non si ricorda le cose. Adesso io spero che la gomma abbia deciso di tenere dopo che ho spinto su tutta la salita. Faremo il Belvedere DH e se non sarà così toccherà arrendersi e buttare su la camera d'aria, se no non finiamo il giro. E per fortuna che ho la camera d'aria. Speriamo che la gomma tenga. Ah, questa è blu. Ok. Eccoci qua. Bello, cioè pensavo più easy sinceramente. Molto. Dopo questo sentiero simpatico ho iniziato a sentire sgonfia di quella davanti a 0,9 invece di 1,5.
cazzo succede oggi non lo so. E quella dietro è già a mezzo bar invece che 2 come l'avevo lasciata prima. Abbiamo andato avanti Dennis, è sicuro questa che è più ripida, più incasinata. Facevo solo che perdere tempo. Speriamo che la gomma tenga veramente. Potrebbe scivolare qua, Infatti Dennis abbiamo già bello che perso. Linee diverse. Dennis dritto per dritto. Della rapidità. Bestemmie. Sai che ti dirò che questa è nera più che altro perché è un po' esposta evidentemente. Beh, pantano, scalini. Switchbacks, diceva qualcuno. Non va dritta una. Eravamo nel sentiero blu e siamo finiti su un pezzo di nero. In teoria adesso riusciamo a riprendere e a continuare. Niente, tocca farla nera. Abbiamo capito male, la blu non è fruibile. Dovremmo arrivare quasi al parcheggio. Comunque. Ok, arrivas. Sono a terra e completamente niente, tocca finire qua il giro. Sono arrivato giusto e sono di nuovo completamente a terra, astallonato del tutto. Andiamo a fine la macchina, torniamo a casa e proverò col compressore a tallonarle. Posto merita un sacco, infatti penso che torneremo, anche secondo Dennis. Ditemi la vostra, lasciatemi un like se avete voglia e ci vediamo per il prossimo video, sperando con meno problemi tecnici. Ciao!